Mi sono laureato in ingegneria nell'indirizzo industriale e poi ho scoperto la mia passione appunto per la cucina e ho cominciato a fare il cuoco nei ristoranti bassanesi per poi trasferirmi in Germania a fare il gelataio. Mi sono ammalato di tumore nel 2016, ma solamente pochi mesi fa i medici mi hanno comunicato che non sopravviverò per molti mesi. E quindi ho pensato di scrivere un libro per fare sì che mia figlia sappia chi ero e abbia appunto una testimonianza in cui io parlo di me in cui io parlo degli interessi che avevo, dei miei sport, passioni e anche per darle qualche insegnamento mio personale. L'ho amata sempre e non ho mai pensato per un attimo di abbandonarla, che mi impegnerò al massimo per sopravvivere quanto più posso, anche se delle volte è molto dura per i vari mali che sento, ma proverò sì, a fare sì che lei sia abbastanza grande, che abbia la consapevolezza che io possa spiegarle che sono qui e che voglio combattere per stare con lei. Combatterò per questo e per mia moglie. È una storia di amore, un inno alla vita e credo che questo sia di insegnamento a tutti quanti, è stato un insegnamento per me. Il libro è veramente molto bello, scritto molto bene. Ricordiamo che la vendita di questo libro, il ricavato andrà alla figlia Giulia Grace e quindi insomma io lancio un appello a tutti quanti, visto che siamo in periodo natalizio, se volete fare un regalo, far leggere un bel libro e leggere la testimonianza di questo ragazzo coraggioso e della sua famiglia, comprate questo libro. Una storia triste, drammatica, ma allo stesso tempo di grande voglia di vivere, di forza, di amore nei confronti della figlia e di coraggio. Credo sia una storia veramente unica nel suo genere che veniamo oggi a presentare qui, che abbiamo visto che ha preso campo anche in tutto il panorama giornalistico anche nazionale, perché è un padre semplicemente che scrive delle lettere a una figlia per essere ricordato quando la figlia diventerà più grande. Io credo sia un gesto d'amore fra i più belli che si può ricordare in un periodo come questo, che è particolare, di Santo Natale, e che di solito ci ispira anche i migliori sentimenti, no? Ma in questo caso tiriamo fuori ancora di più rispetto a quelli che sono sentimenti normali che abbiamo anche a Natale. Quindi credo sia un momento anche importante. Siamo quindi a ringraziare Andrea di quello che ci sta dando lui a noi, ci sta aprendo il cuore verso dei sentimenti e delle sensazioni che sono anche del tutto nuove per alcuni di noi.